mondo del calore, di quelli che sono i macchinari utili per produrre calore in efficienza, e tra l'altro in design incontriamo un'azienda che ha creato un mercato solido e consolidata, che è la Ungaro. È un'azienda che addirittura ha creato un mercato nuovo, perché ha creato un nuovo modo di fare scambio termico della biomassa. Da più di 15 anni ormai è un marchio riconosciuto a livello nazionale e internazionale. È un'azienda che ha sede a San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro, e opera da 10 anni nell'ambito del riscaldamento a biomassa, prevalentemente a pellet e con macchine prevalentemente idro, ma anche poi vedremo con alcuni prodotti ad aria. Perché il mercato nuovo? Il mercato nuovo perché, a fronte dei soliti sistemi tradizionali di calore che prevedono dei grossi accumuli di acqua in caldaia che vengono scaldati con dei girifumi molto semplici, nel nostro caso il sistema è esattamente contrapposto, perché è un sistema che prevede l'acqua all'interno di un fascio tubiero, grazie al quale all'interno della caldaia ci sono pochi litri di acqua in caldaia che permettono delle installazioni molto semplici. A queste installazioni seguono dei consumi molto ridotti, perché questo sistema di scambio è un sistema che permette un risparmio molto elevato del consumo del pellet, quindi non solo energia rinnovabile in quanto tale, ma anche razionalizzazione dei consumi di un'energia rinnovabile, quindi non spreco di fonti energetiche. La Ungaro da anni ha sempre puntato molto sulla ricerca, proprio di quest'ultimo periodo è il quasi completamento di un progetto di una macchina a cogenerazione, quindi una macchina che fa riscaldamento e energia elettrica contemporaneamente. Tra gli altri progetti noi quest'anno abbiamo deciso di puntare per questa fiera di Verona ad un marchio che è il marchio Fluent. Con Fluent abbiamo voluto sottolineare la semplicità del riscaldamento con le nostre macchine, la facilità anche di produzione e anche la semplicità, ritorno a dire, dell'installazione, perché è una macchina che ha uno scambio termico elevato ad alta efficienza su tutta l'intera gamma di potenza che può coprire. Sui nostri modelli abbiamo proposto una nuova numerologia, diciamo, nella denominazione commerciale, perché oltre alla potenza nominale, che è di solito quella che viene utilizzata per identificare le macchine, abbiamo affiancato anche la potenza più piccola. Questo appunto per spiegare ai nostri clienti la facilità che ha la Ungaro a produrre anche potenza ad alta efficienza nei bassi regimi di funzionamento. Si va dietro ad un'idea molto semplice: durante una giornata c'è un momento più freddo, c'è un momento più caldo. In queste diverse fasi la casa avrà bisogno di diverse quantità di calori, quindi non abbiamo più una macchina con un'unica potenza a scaldare tutta quanta la casa sempre alla stessa maniera, ma abbiamo una macchina intelligente che, grazie anche a un concetto di temperatura scorrevole, permette al cliente, ripeto, di razionalizzare il consumo delle risorse. Banalmente, se fuori c'è più freddo, la macchina spinge una maggiore potenza; se fuori c'è più caldo, la macchina si assesta su delle potenze più basse senza mai perdere il rendimento. Alle nostre spalle ne abbiamo altre due, che sono due sorelle, sembrano simili ma differenti. Partono da un tubo, è un nostro progetto tubo che seguiamo ormai da un paio d'anni. È un progetto iniziato per presentare delle macchine ad aria, per noi è un mercato non sconosciuto ovviamente, ma è un mercato che abbiamo deciso di percorrere soltanto quando abbiamo trovato un'idea per riproporre la nostra firma, ripeto, quella del fascio tubiero. E abbiamo trovato il nostro modo di farlo, prima con una macchina d'aria con un doppio gruppo ventola, quindi una ventola dedicata alla canalizzazione, una ventola invece per il riscaldamento dell'ambiente in cui è installata la macchina. Con questa fiera adesso presentiamo in maniera ufficiale il prodotto idro, quindi una macchina sempre compatta, perché questa è la forza di questa macchina, è una macchina profonda 22 cm, quindi anche con gli spazi ristretti che ci sono nelle abitazioni, abbiamo cercato di correre anche ai ripari, cercando di offrire una macchina che tra l'altro si pulisce completamente dal fronte della macchina, occupa poco spazio e lunghe autonomie di lavoro, perché abbiamo dei consumi ridotti al minimo grazie alla nostra efficienza. C'è un'altra novità che io so brulicare all'interno del mondo ungaro. È una macchina, come dicevo, a cogenerazione, quindi è una macchina capace di produrre energia elettrica mentre scalda la casa. Stiamo cercando di creare un progetto che tenda a rendere completamente indipendente la macchina dal consumo di fonti fossili, quindi cercando, ripeto ancora e sottolineo, di massimizzare e di razionalizzare al massimo il consumo di una fonte rinnovabile qual è il pellet, un derivato del legno che tra l'altro è la storia del riscaldamento. Alle nostre spalle è un'altra esposizione nuova nel suo modo, ma anche nuova per il prodotto. Una novità perché abbiamo deciso di andare fuori casa. In che senso? Abbiamo deciso anche di proporre un prodotto che possa essere installato all'esterno dell'abitazione, direttamente esposto agli agenti atmosferici. In questa maniera noi pensiamo di poter ovviare alle assenze di spazio che iniziano ad esserci nelle abitazioni. È una macchina perfettamente ermetizzata. Anche in questo caso stiamo parlando di un nuovo esponente della famiglia CTU, che è la famiglia storica delle
caldaie Ungaro. È una macchina che ha un rendimento superiore al 90% su tutte quante le gamme di potenza, quindi tanto al massimo quanto al minimo, e ha 100 kg di pellet, quindi lunghe autonomie. Stiamo vedendo tra l'altro che anche sotto una doccia la CTU resiste perfettamente. L'abbiamo messa a fare il bagno, sono 4 giorni che sta facendo il bagno mentre sta scaldando tutto quanto il nostro stand. Sul nostro sito internet www.caldoungaro.it è possibile trovare tutti quanti i riferimenti delle nostre sedi, tutti quanti i modelli con le relative schede tecniche, tutte le curiosità più o meno, insomma riusciamo a soddisfarle sulle nostre pagine, quindi vi aspettiamo.